O suoi ben io, che il fantassut de scols calziva in grava a fa penacius. Sono proprio io, quel ragazzino scalzo che andava nelle grave a raccogliere i pennacchi, bianchi, rossi, color del cielo. Il ricordo di un gioco che si fa poesia e racconta i magredi. I prati magri, magredis in lingua friulana, antico e singolare ambiente naturale tra Tagliamento e Livenza. Un paesaggio desolato e insieme immenso. Che nelle giornate più limpide e serene riesce ad abbracciare le montagne vicine, così vicine come in nessun altro luogo della pianura. Inseriti nella rete di protezione europea del progetto Natura 2000, per i magredi si lavora su conservazione e futuro, senza dimenticare il c'era una volta che i nonni raccontano ai bimbi, riallacciando antichi legami con la natura e con la cultura della terra. La storia dei magredi ferma l'orologio del tempo molto molto lontano. E racconta di quegli imponenti fenomeni che nelle ere glaciali stravolsero il nostro sistema alpino. Al termine di ogni fase fredda, quando lentamente la temperatura tornava ad alzarsi, il ghiaccio si scioglieva e l'acqua con straordinaria energia scendeva dalle montagne verso la pianura, graffiando le pietre, scavando e incidendo profondamente strette vallate. Torrenti impetuosi trascinavano giù e poi abbandonavano nella pianura un'enorme quantità di rocce. L'acqua, che si faceva lenta, avvolgeva i frammenti. Li levigava trasformandoli in ciottoli. Ghiaie, costruendo quasi una sorta di enorme materasso di sassi dove avrebbe potuto nascondersi. Oggi, nella provincia di Pordenone, da Montereale Valcellina a Zoppola, resta il segno di quella storia antichissima, scritta tra i fiumi Cellina e Meduna. Per riuscire a capire la natura di questo ambiente, così arido e secco, il filo d'Arianna che è necessario seguire è ancora oggi quello dell'acqua, che continua a trasportare e a lavorare i sassi. L'acqua che non c'è, o invece c'è. Prima di nascondersi dentro quel materasso di ghiaia, l'acqua compie dunque un viaggio che inizia dalle Dolomiti Friulane, uno degli angoli più selvaggi ed incontaminati dell'intero arco alpino. Da queste montagne nascono torrenti che scendono giù verso la pianura, attraversano la Val Tramontina, la Valcellina
rapide e cascate. Intorno alte pareti di roccia calcarea. E laghi, con l'acqua che riposa e riprende il suo viaggio. Sbocca in pianura, rallenta e deposita i materiali ghiaiosi ai piedi delle montagne. Si allarga, si intreccia in canali, disegna curve ed anse e scompare fra i sassi. Scorre sotto i magreti e poi riappare, ancora più giù, tra rivoli, rogge ed olle, immerse nell'ambiente naturale delle risorgive. Perché i magreti, i prati magri, sono così importanti? Perché fanno parte di quei prati che gli esperti chiamano stabili. Luoghi, cioè, dove non si è mai arato o dissodato. Spazi dove gli animali hanno potuto pascolare. Spazi dove, con gesti antichi, gli uomini hanno sfalciato rispettando la natura. Spazi dove i soli cambiamenti li ha creati l'acqua dei fiumi in piena. Così la vegetazione naturale o seminaturale erbacea è rimasta intatta e i prati magri, ormai pochi, sono diventati preziosi perché ospitano piante ed animali spesso anche molto rari. Così le erbe spontanee, i fiori e i tanti insetti impollinatori molto utili alle coltivazioni e al mantenimento dell'equilibrio nelle campagne si sono conservati e possono diffondersi nei territori circostanti. Ed è importante che i prati magri, i nostri magreti, vengano conservati. La natura ha tempi e ritmi lenti, lentissimi. Per ricreare un prato così potrebbero non bastare 100 anni. Come in uno specchio, la superficie dei magreti riflette ed amplia il ciclo delle stagioni. L'inverno sui magreti è come un mio disegno in bianco e nero. Un paesaggio brullo, malinconico. Che ricorda le steppe della vecchia Europa. Solitari uccelli rapaci appollaiati sugli alberi in attesa di qualche preda. Bacche rosse si fanno dondolare dal vento che muove i rami di salici e pioppi. Il greto del fiume assomiglia alla superficie fredda della luna.
Sul greto del Cellino e del Meduna, dove c'è la ghiaia, tutto è grande. Hai paura di perderti e ti consola andare verso i prati fioriti. I primi, alla fine di febbraio, sono i boccioli dei salici, i gattini, quasi pronti ad aprirsi. I pruni spalancano i loro fitti fiori bianchi e gli insetti impollinatori iniziano il loro lavoro. Api, bombi, vespe. Tra i sassi, piante selvatiche, la ginestrella, la viola ciocca. E poi il cavolo friulano, scoperto negli anni 70, che cresce solo qui nei Magredi, con il giallo acceso di piccole corolle. E le orchidee di maggio, che fioriscono dopo le piogge. E nelle pozze d'acqua i rospi, e nell'erba le allodole, segno e inizio della stagione degli amori. E poi starne, quaglie, pavoncelle e occhioni che tra un po' deporranno le uova a terra, nascondendole nei prati, tra i sassi o nelle buche del terreno. E suoni, rumori e presenze cambiano con il declinare del giorno. Al mattino presto gli usignoli, verso sera i grilli. Maggio è anche il mese in cui fiorisce questa pianta elegante, il lino delle fate, che abbandona al vento i suoi semi piumosi. Nei Magredi, verso sera c'è silenzio e se soffia il vento gli alberi scricchiolano piegandosi un po'. Sopra di loro gli uccelli si dondolano cantando allegri perché sono in compagnia. Quando il sole brucia, le vaste praterie di erbe e graminacee cambiano ancora. La mancanza d'acqua in superficie aumenta il calore. Il sottilissimo strato di terreno fertile e la scarsa vegetazione non sono sufficienti a trattenere tutta l'umidità necessaria. L'erba si secca completamente. I sassi si arroventano e continuano a cedere il calore anche dopo il tramonto. I Magredi hanno l'aria molto pura. Con i ciottoli del torrente si possono fare bellissimi giochi. Autunno. A settembre, con l'arrivo delle piogge di fine estate, al margine delle strade bianche che attraversano le grave, ecco le ultime fioriture di stagione. Il fiordaliso giallo-roseo, l'orchidea treccia di dama,
e la crambe tataria, che vive solo qui e molto, molto lontano, nelle pianure dell'Ungheria, l'antica Pannonia, testimonianza, forse, del passaggio attorno all'anno 1000 degli Ungari, che portarono qui i semi di questa pianta attaccati agli zoccoli dei loro cavalli. Una pianta che un anno produce solo foglie, l'anno dopo, in primavera, fiorisce. In autunno matura i suoi frutti, poi si secca completamente. Leggera, si stacca dal terreno e, aiutata dalla sua forma sferica, si lascia trasportare dal vento, rotolando e sollevandosi da terra come una pianta del deserto. Iniziano le prime migrazioni. Chi va e chi resta. Lentamente la storia, raccontata attraverso i segni lasciati nella terra, diventa quella raccontata da piccoli o grandi frammenti di vite lontane, di chi era salito quassù dalle coste dell'Adriatico, di chi aveva attraversato le montagne, Veneti antichi, Celti, Romani, le corti longobarde e quelle dei potenti patriarchi di Aquileia. Storie di castelli e cavalieri, di monaci guerrieri, di pellegrini e crociate. Poi Venezia e gli Asburgo, le guerre, gli eserciti, accanto alla vita di contadini legati alla durezza della terra, a quei sassi che diventano muri e case, da cui molti dovranno partire, emigrare lontano. Di questi mondi scomparsi restano ricordi e storie che i magredi hanno conservato. Io venivo su tutti i giorni per un mese qui nei Magredi, da Cordenons, e partivamo la mattina alle 9, si arrivava qua verso le 10:30, 11, perché venivamo su a piedi, con le mucche e il carro, e si portava l'acqua fresca e si portava da mangiare per i falciatori, che si fermavano qui 20-25 giorni per falciare. Ecco, qui veniva installato un telo, come una tenda, e i genitori ci invitavano ad andare sotto perché qui non c'erano alberi. C'era qualche alberello come quello lì, ma vedete, stare sotto il sole tutto il giorno era pesante anche per noi, allora ci mandavano sotto questa tenda a riposare. E gli uomini dormivano lì di notte per essere pronti la mattina verso le 3 le 4, quando albeggiava, a tagliare l'erba. Nelle terre magre si coltivava in principal modo grano turco, qualche piantana di viti e poi frumento, segala e orzo. Naturalmente nelle terre più grasse, diciamo, si coltivava il foraggio, cioè erba medica in genere. Ecco. E di queste cereali, diciamo, il grano turco era quello che veniva coltivato di più, però le produzioni non erano quelle di oggi ovviamente. Avevamo un tipo di grano turco qua che faceva una pannocchia molto piccola con un giallo intenso e quasi più che dorato, quasi ramato, e si chiamava Maran, la qualità Maran. Veniva una polenta profumatissima, gialla. Ecco, questo era il tipo di grano turco che veniva coltivato qua, diciamo, fino agli anni 50. Allora, dopo cena ci riunivamo tutti nella stalla, che era l'unico posto caldo, parlo dell'inverno naturalmente, l'unico posto caldo della casa. Perché era caldo? Perché lì c'erano le mucche facevano caldo. E allora cosa facevamo? I bambini
prima di tutto il nonno teneva il suo rosario e lì abbiamo imparato le preghiere, perché ogni sera era uguale, per cui ripetendo sempre abbiamo imparato tutte le preghiere. Poi le donne cucivano, facevano calzetti, calzettoni, maglie con la lana filata da noi, sì, filata in casa, perché avevamo le pecore, per cui si teneva le pecore e veniva lavorata in casa la lana. E gli uomini invece facevano rastrelli, facevano attrezzi per l'uso, diciamo, del lavoro dei campi. E dopo, quando era finito il rosario, il nonno ci raccontava delle storie. Allora le storie erano sempre terribili. E noi bambini, naturalmente, eravamo là con gli occhi spalancati e la bocca aperta, ascoltare queste storie che ancora oggi io mi ricordo. Storie anche senza senso, però a noi incantavano. Gli esperti ci raccontano che ogni territorio è caratterizzato da clima e suoli differenti. Questo, attraverso i secoli, ha portato chi lavorava la terra a coltivare e selezionare quelle piante, ed erano moltissime, che meglio si adattavano a quel luogo. Oggi la chiamiamo biodiversità. Minacciata da coltivazioni intensive che hanno cambiato anche il paesaggio naturale. Piccoli poderi sostituiti da estesi appezzamenti. Monocolture di mais o soia. Nei Magredi, il ritorno allo sfalcio dei prati stabili, al pascolo o ad una agricoltura biologica con colture e varietà antiche potrebbe essere la strada da seguire per recuperare e conservare le diversità e le caratteristiche di questo particolare patrimonio storico e naturalistico. Problemi importanti che riguardano in modi diversi l'intero pianeta. Gli stati che fanno parte dell'Unione Europea lo hanno capito ed hanno capito soprattutto che la salvaguardia di ambienti e natura è qualcosa che riguarda tutti e non può certo essere fermata dai confini. Hanno lavorato allora per arrivare ad una serie di accordi internazionali che potessero creare un sistema di aree naturali ricche di biodiversità da collegare tra loro. L'hanno chiamata Rete Natura 2000. I nodi fondamentali della rete sono quelli che l'Europa ha chiamato SIC, i siti di importanza comunitaria, aree naturali individuate per la conservazione degli habitat e delle specie rare, e le zone di protezione speciale, create per garantire la salvaguardia alle specie di uccelli nidificanti e migratori. Anche la nostra regione è impegnata nella realizzazione di un sistema di aree protette che, oltre ai parchi, alle riserve e ai biotopi naturali, ha individuato siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. All'interno di questa rete, le diverse aree sono unite da quelli che gli studiosi chiamano corridoi ecologici, grandi o piccoli, che possono essere corsi d'acqua, o valli alpine, foreste o prati stabili, o addirittura fossi o siepi. Attraverso questi corridoi è più facile anche per gli animali migrare o spostarsi. I Magredi fanno parte di questa rete e la regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di realizzare qui un progetto che l'Europa ha approvato e finanziato con il programma Life Natura e che riguarda i Magredi del Cellina, il Greto e la valle del Medio Tagliamento, la confluenza dei fiumi Torre e Natisone. Considerati a lungo come distese sassose, aride,
spazi vuoti, inutilizzati e quindi privi di valore, i Magredi stanno tornando ad essere straordinario ambiente naturale. Ambiente unico, da conservare e vivere, come un tempo. Prati dove correre e far volare gli aquiloni. Aga strassada, l'Iperaulis, tai claps del Magreit, e quant calà plovet. Ma dopo ogni plovuda, ancia i claps ian florir. Abbasta in sino glasse, par vede quants colors calà la grava. Acqua sprecata le parole sui sassi del Magredo, e quanto è piovuto. Ma dopo ogni pioggia anche i sassi fioriscono. Basta inginocchiarsi per vedere quanti colori ha il greto. Le attività soprattutto agricole delle famiglie di una volta. Di una volta perché questa è la casa materna. Il mio nonno era nato nel 1877 e mio nonno nel 1890. E queste qua si calzavano benissimo lo stesso, perché vedi come sono fatte, sono come barchette, e dentro qua era come una scarpa ortopedica, perché chi li costruiva o dopo camminando, tu dove appoggiava il piede tuo consumava il legno e si adattava sia la forma del piede. Ma non era difficile costruirlo? Ah beh, un po'. Io avrei tante robe da mostrarvi che voi... Ma è leggerissimo. Adesso cominciamo a particolare intanto che lui lavora. Allora, per far spuntare il fieno devi fare così. La sua roggia a prendere l'acqua, si travasava sul secchio che era questo e arrivavi tranquillamente sul tavolo. E qua bevevi. Dove veniva fatto sul filo e poi si cominciava piano piano in un giorno di vento a farli volare. Sì.